Quinta corsa, premio Degni di Nota. È una condizionata per cavalli di 3 anni, vincitori di 8.000 euro in carriera alla distanza dei 2060, quindi 2 giri e mezzo di pista. Sono in 6, 1 Bruno Ska, Vincenzo Piscuoglio, 2 Brivido del Pino, Paolo Leoni, 3 Bold di Cuma, Antonino Pecoraro, 4 Barbara San, Marco Basile, 5 Baia del Sol VGL, Andrea Bigliardi, 6 Blackfire Horse, Salvatore Valentino. Rinunciano in diversi al lancio, a rete sono praticamente solo Bruno Ska e Bold di Cuma. Bold di Cuma il più veloce e prende il comando con Antonino Pecoraro, versione catch per Mattia Orlando. In seconda posizione Bruno Ska, poi Belladoro VGL in terza, mentre al largo è Brivido del Pino, il sauro di Paolo Leoni che affianca Barbara San, mentre attardato Blackfire Horse 200 metri in 15,8. Passaggio davanti alle tribune, si affaccia all'esterno Bruno Ska, prova a sondare il terreno ma corre davanti Bold di Cuma, quindi 400 in 31,1. Intanto Brivido del Pino è sempre all'esterno. Siamo sulla seconda curva con in vantaggio sempre il figlio di Naglò, seguito da Bruno Ska, Belladoro VGL, Barbara San e Brivido del Pino, che è praticamente all'esterno fin dal via. Ora cerca di farsi avanti l'allievo di Paolo Leoni, intanto 47 mezzi i primi 600, avanza all'esterno il sauro. Intanto si completa il primo giro in 1-3-6, sempre con Bold di Cuma sicuro in avanti, davanti a Bruno Ska, che accenna a controllare Brivido del Pino. Alla fine esposto in maniera più decisa Vincenzo Piscuoglio. Vediamo se ne approfitterà Andrea Bigliardi per serrare sotto, chilometro in 1:21. Ancora in vantaggio Bold di Cuma, Bruno Ska sempre in controllo, si tiene a destra libera ma ora viene più deciso al largo Vincenzo Piscuoglio. 15 secco la retta qui davanti alle tribune, ora Bruno Ska fa sul serio e va a diretto contatto di Bold di Cuma, prendono vantaggi due davanti a Bella de Oro, Baia del Sol VGL, all'esterno Brivido del Pino, curva in 15,3. Bruno Ska sembra fare sul serio, è già a 450 dalla fine, passa in vantaggio su Bold di Cuma, poi vediamo Baia del Sol VGL in anticipo, mentre staziona ancora al largo Brivido del Pino, retta di là in 14,3. Ha preso il largo Bruno Ska con Vincenzo Piscuoglio che stasera è letteralmente scatenato. Vediamo l'ultima curva passata in 15,1, ancora buon vantaggio Bruno Ska, deve solo far passare i metri, si avvicina Baia del Sol VGL al pari di Barbara San, ma Bruno Ska viene a vincere molto bene davanti a Baia del Sol VGL al terzo Barbara San. Il triplo per Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, sempre per la signora Simona Manzi, il doppio anche di Totò Enea, dietro le quinte la vittoria del figlio di Las de Bussier, Eraclea Tour, che viene a vincere in sci altezza la quota al totalizzatore di 3,33.